Le hanno controllato il Green Pass? Sì, Bene. tutto a posto. Sia nel negozio di borse che qui in profumeria ed è giusto che sia così. Cosa ne pensa di questa nuova misura? Bene, bene. Chi si è attrezzato con personale dedicato all'ingresso, soprattutto le catene, chi invece è andato incontro al cliente una volta entrato, chi ha fisso direttamente un avviso in vetrina. Nessuno si è fatto trovare impreparato al nuovo obbligo in vigore da oggi di avere almeno il Green Pass base per entrare in negozio. Sì, me l'hanno chiesto tutti i negozi che io sono andata. Nessun problema, anzi preferisco. Vi hanno controllato il Green Pass? No, Vi hanno chiesto il Green Pass, signora? no. I controlli in realtà sono chiesti ai negozianti, ma a campione. Parlando con i titolari si scopre che alcuni clienti, evidentemente non in regola, avevano chiamato già in mattinata per accertarsi se davvero fosse entrata in vigore la nuova norma. Norma che già sta dividendo i negozianti tra favorevoli, contrari e perplessi. Sono positiva, lo facciamo vedere al bar tutte le mattine, insomma non penso sia un impedimento. Mi adatto, e giochiamo all'ordine di quello che ci dicono di fare, non è che sia giusto. Noi non siamo dei controllori, tutto là. È giusto che uno abbia la possibilità di comprarsi un paio di scarpe anche se non ha il Green Pass. Non ci mette a conoscenza di uno stato di salute di una persona, ma solamente che appartiene a una cerchia a un gruppo di persone che sono iscritte a un'applicazione e niente di più. Quindi sì, di fatto non ha un'utilità secondo noi, ecco. I più critici e anche meno propensi per questo a rilasciare dichiarazioni sono i titolari delle tabaccherie. È un'altra cosa da fare che si poteva evitare. A loro sostegno anche qualche cliente. Siamo veramente, guarda, io che sono vecchia non ne posso più.